Rapinata nell'ascensore di casa dopo essere stata seguita, un'anziana padovana è riuscita però a descrivere in maniera lucida e precisa il rapinatore che l'ha derubata, consentendo alla polizia di individuarlo in pochi giorni. La 94enne è stata aggredita all'interno dell'ascensore del suo condominio da un uomo che poco prima l'aveva preceduta in strada e poi aveva finto di suonare un campanello del suo palazzo. Quando la donna ha aperto il portone, il malvivente l'ha prontamente seguita e una volta in ascensore l'ha strattonata violentemente per derubarla della borsa con il portafoglio. Nonostante lo shock e la paura, la 94enne ha allertato la polizia e ha descritto il suo aggressore con molti particolari, indicando con precisione anche tutti gli indumenti da lui indossati, tra cui un berretto a coppola marrone. Grazie alle telecamere della zona, i poliziotti hanno ricostruito il tragitto fatto dall'anziana durante la passeggiata. Un poliziotto di quartiere, libero da servizio, qualche giorno dopo ha individuato in via Trieste proprio il malvivente, riconosciuto grazie al berretto marrone. Il ladro è un 51enne romeno che è stato denunciato per rapina. L'uomo aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'ufficio immigrazione della questura ha così avviato le pratiche per l'allontanamento del 51enne dal territorio nazionale.